Buongiorno dall'isola di Ariano, in particolar modo sul pontile che è l'attracco per i diportisti a Taglio di Po. Perché siamo qua? Perché vogliamo parlare appunto di questi attracchi a disposizione dei diportisti che sono a decine nei 3 comuni che fanno parte appunto dell'isola di Ariano, Taglio di Po, Corbola e Ariano nel Polesine, e quindi vogliamo capire perché tanti sono anche in stato di abbandono e soprattutto mancano i diportisti che possono approfittare di questa opportunità. Ascoltiamo per questo l'assessore del comune di Ariano nel Polesine Sandro Vidali e l'assessore del comune di Taglio di Po Alberto Fioravanti. Andiamo. Il nostro comune ha una sua particolare vocazione turistica perché nell'area del Delta è il comune che ha la culla storica, diciamo così, con gli scavi archeologici di San Basilio, col museo che c'è sempre a San Basilio, con la chiesetta millenaria, con la leggenda legata a Dante, di cui quest'anno ricorrono i 700 anni dalla morte, ma è soprattutto un comune, il nostro, che parte dall'inizio del Delta, da Santa Maria in Punta, e arriva fino al Bacuco, fino alla foce del Po di Goro, il ramo che lo costeggia per intero, 50 km di fiume, lungo il quale ci sono 6 attracchi. Il primo si trova a Santa Maria in Punta, un altro è ad Ariano nel Polesine, proprio in centro, un terzo è a San Basilio, poi dopo ce n'è uno a Rivà, uno a Cavendramin e uno al Bacuco e alla Foce. Attracchi che sono di proprietà delle amministrazioni comunali, sono stati realizzati con interventi in passato dalle precedenti amministrazioni e che oggi presentano qualche problema, insomma è innegabile. Per questo motivo abbiamo fatto con l'ufficio tecnico, con il responsabile, con l'architetto Bellan, una ricognizione di tutti gli attracchi. Uno di questi abbiamo dovuto per forza chiuderlo ed emettere un'ordinanza di chiusura, ed è quello che sta alle spalle del Museo della Bonifica di Cavendramin, perché ha una scalinata interamente consumata, quindi c'è il pericolo proprio per accedere. Per gli altri invece abbiamo stimato un costo di 10-15 mila euro ed individuato anche una ditta che a breve dovrebbe iniziare i lavori di ripristino del tavolato. Sono situazioni che sicuramente vanno monitorate di continuo, perché il fiume è qualcosa di vivo ed è qualcosa che ogni volta che c'è una piena compromette in pratica l'utilizzo di queste strutture, che sono importanti per lo sviluppo turistico del nostro territorio. Lo sarebbero ancora di più se potesse nascere una linea, o comunque ci fosse un'attività imprenditoriale che potesse dar vita a una conoscenza del fiume, proprio sfruttando questi attracchi. Si pensava 10 anni fa, 15 anni fa, si pensava che per favorire la navigazione nel Delta del Po fosse sufficiente fare tanti attracchi, tanti punti di attracco. In realtà ci si è accorti col tempo che questa era una cosa sbagliata. Perché? Perché adesso ci troviamo nel Delta del Po con una valanga di attracchi che però chiaramente necessitano continuamente di manutenzione, quindi sono molto onerosi, e comunque questo fatto di aver fatto tutti questi attracchi non ha favorito assolutamente l'arrivo di navigazione nel Delta del Po, per tutta una serie di motivi. Anche Taglio di Po ha subito nel tempo questa cosa. Tenete presente che Taglio di Po ha 3 attracchi e 2 scivoli, ok? Di questi chiaramente ognuno di questi ha una sua storia e ha una sua dinamica, ok? È chiaro che purtroppo sono strutture che hanno bisogno assolutamente di tanta manutenzione. Tanto per citare quello del incrocio con via San Basilio, ricordo che non più di 6 anni fa, 5-6 anni fa, lì è stato fatto un intervento molto importante. In realtà era stato fatto uno prima da Sonautica di qualche migliaio di euro, poi noi siamo intervenuti ricambiando tutta la pavimentazione, rifacendo tutto, risistemandolo tutto. Abbiamo speso più di 20.000 euro, se non sbaglio tra i 20 e i 30.000 euro per risistemarlo, ok? Nel frattempo aumento di turismo fluviale non c'è stato. Adesso ci troviamo che chiaramente per dove è messo, quindi il fatto che ci siano le piene, il continuo sbattere delle onde sugli attracchi, insomma ci sono tutta una serie di situazioni che fanno sì che abbiano bisogno di grossa manutenzione, e nonché mettiamoci anche questa, perché è importante, gli atti di vandalismo che succedono. Quindi adesso ci sarebbe da spendere di sicuro qualche altro migliaio di euro. Detto questo, purtroppo però a fronte di tutto questo non si vede un aumento e quindi è chiaro che le amministrazioni comunali fanno fatica in questi momenti in cui si fa fatica a chiudere le buche delle strade a investire in queste situazioni.
Noi avevamo fatto la scelta tempo fa di focalizzare le nostre risorse su quell'attracco lì, e così abbiamo intenzione di fare. Abbiamo avuto un incontro con i dirigenti di Assonautica anche la settimana scorsa. Ci sono dei progetti anche da parte loro di unire la barca con la bici, di fare dei percorsi, benissimo, siamo perfettamente d'accordo. Siamo d'accordo che a breve ridaremo un attimo di una sistematina a quell'attracco lì in modo da renderlo ancora fruibile. Fatto sta che bisogna ragionare che gli attracchi nel delta del Po vanno tenuti in manutenzione, bisogna decidere quali si prendono, quali si tengono, non serve tenerne 30 che tanto comunque la gente non va in tutti e 30, decidiamo tutti quanti con una cabina di regia quali scegliere e su quelli ci impostiamo, cerchiamo di sfruttare le risorse e di impiegarle al meglio, cercando di attirare i turisti.